Si può avere un po' di caffè? Ancora si deve fare. A da passare? A da vollere la posta. E che ne parlammo a fa? Ma è mai possibile che una mattina si esce da con mano animale? Mamma dove sta, mamma? Sta fuori. E papà? Non si è svegliata ancora. Mi sono svegliato. Sto sveglio dalle 5. Ma svegliata tua madre. Già, quando mai si è potuto dormire un poco soverci in questa casa? Mai. Siedilo, sì. E che sciroppo? Ma è mamma? Sta parlando con donna Vicenza. Sta parlando, sta mangiando. Ma sempre può fatto da settimana passata. Che lei una faccia verde fa sempre che era. Quando veniva dentro al basso nostro, mamma l'aveva dato il caffè e vesticciolo vecchio per quello assegno dalla figlia, l'uovo fresco. Già, che la mamma doveria docere. Si imparai a quello che portava il caffè a noi e se lo fece portare pure lei. Ma non solo si è messa a vendere il caffè nel basso suo che sta poco lontano dal nostro, ma quando fa pagare 2,50, me salire meno. Il Gran Caffè d'Italia ha fatto concorrenza al Cambrinusso. E poi va dicendo a tutti quanti che nel caffè che facciamo noi c'è il surrogato. No, che facciamo noi, che fate voi. Che fa tua madre, perché io non lo farei. Su fiatte che a gamba di palpita. E guardi, o brigadiere, e fascista, la finanza. Se fosse per voi, avessimo voglia di morire di fame. Avessimo voglia di campare onestamente, caricere. Ma perché cosa disonesta a vendere un caffè? Se non lo facciamo noi, ci sono altre 100 persone che lo fanno. Vicenzo non si è messo a vendere un caffè pure io. La settimana scorsa, sopra il Conte Molo, un signore si è buttato dal quarto piano a bassa. E che c'entra questo? Perché non ti butta a bassa pure tu? Papà, voi certe cose non le capite, siete di un'altra epoca. Eppure dice buono. Dice buono, tua sorella ti ha fatto segno, non lo darei. Già, perché io sono noioso, non capisco niente. Ora voi, che generazione sbagliata. Io poi voglio sapere una cosa a te, va. Il caffè che voi vendete a 3.000 la tazza, il contrabbandiere che lo rivende a voi, dove lo piglia? Non lo sottrae alle cliniche, agli ospedali, alle infermerie militari. Papà, state zitti. Voi eravate stonato, ma mo addirittura vi siete rimbambito. Ma qua clinica e ospedale militare. Che la roba finisce nelle case delle autorità. A ieri 5 kg di caffè a 70 lire al chilo, chi li portai? Non li portai un capo manipolo fascista. E mamma non si è volete pigliare per paura che si fosse trattare di qualche agente provocatore. Voi ve ne venite si sottrarre. Ma che so, se uno per esempio vedesse, ecco, che la classe dirigente filasse dritta, allora sarebbe l'uomo il più malamente se vi parlasse come vi sto parlando io. Ma quando tu vedi che quelli che avessero un buon esempio sono una mappata di mariuoli, e allora uno dice, vuoi sapere la verità, che tu mangi buonetto in grassa e io mi muori di fame, ma roba tu, a roba pure io, si salvi chi può. No, invece sono io in casa, tu non ruberai mai. Che carità, io vengo per dire. E mamma piglio un caffè mio, bi. Che bu, sui maccheroni mirai. Chi ti sta dicendo niente? E maccheroni mi lo stanno a casa. Sacci che? Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina. Ci sa mangiato? Papà, Ma visto che mangiate voi, Vabbè, non erano i miei. Ma come non mi ha diritto che mangiai in questa casa. E se chi lo pranzo è troppo consistenza. Ma voi vostro non mangiaste ieri sera? No, buoni, non mi ricordo. E tu, i miei, i salvi chi può. Ma come non mi faccio capace? Voi mangiate di notte, vi alzate di proposito, vi alzate. Ma sono che 6:30 sono. I miei, ma si a proposito. Questa notte l'allarme non l'hai sentito. 1 ora e mezza di ricovero, sono tornato a casa con un freddo addosso.
Non potevo dormire per via di un poco di languidezza di stomaco. Mi sono ricordato che c'erano certi maccheroni rimasti, potevo sapere chi erano. Però vi siete ricordati che ero in mettetta ieri sera, eh? Mannaggia, mi mangio a faticare, ma che uno ci va. Oh mamma mia, non voglio essere toccato, mannaggia Marino, mannaggia. Poveri miei. Ha rabbellato non lo tocca, ma quando accetta ti scassa tutte cose. Scassa tutto cose, ma che io veramente non mi ricordo, tu stai facendo di sto ballo in maschera. E faccio un ballo in maschera, ne resti uno, re. Ma che mangiavi per tantine maccheroni? Erano piatta tante, che si ho pane mia. Ecco te, piglio tu pane tu, pigliate, o pane mia. Che bello amore di figlio. Perché voi vi siete mangiati i maccheroni miei per amore di padre, sì. Che lo pane è poco, trinamente che mo state fino a mezzogiorno con sto pocorino di pane. No, ma io me ne va e poi ti faccio vedere, non me ne va. Quello ha ragione. Io veramente non mi ricordo. Hai ragione. Papà, voi facete sempre che? Hai ragione. Ma scusate, non ce l'aveva visto per ma io ti fatto proprio buono. Che lo stiamo sempre mangiando di indovascimi. Ne ha avuto roba a me. L'uovo fresco, sulle bollite, piatti e le maccheroni. Io so che costano, ma che schifezze mangiate, ma grazie di quando non trovo. Non mi tre mesi erano pesante per la figlia. Bollo strappato, no? Ma è strappata a bollo. Vieni da pigliare il caffè. No. Oh, no, papà, ha già di pazienza, muove una vita io. E fatti i fatti vostri. Questo è un mezzo chilo di farina che mi cercaste da ieri. La vita da 40 litri. A 80 lire al chilo. È aumentata nata a 10 lire. Voi se lo volete voi pigliate, se no statevi bene. Quando viene una persona io ce lo do un'altra volta. Io certamente, per fanno piacere, mi sono messo pure a rischio di passare uguali. Non ci guadagno nemmeno niente perché non sono affari che mi interessano. Io vorrei sapere tu perché devi mettere in mesa certi pasticci. La farina, se la vogliono, se la trovano loro. Non la sapete trovare. Non ci guadagno neanche niente perché io non permetto questo commercio in casa mia come da gerire. E quella vostra moglie c'ha il cuore buono. Sentite che mi servevano un po' di farina e me l'ha procurata. E queste sono i 40 lire. Grazie tanto. Se vi capitano 2 fagioli... Niente, donna Peppanella mia, niente. La stessa persona della farina mi promettette un paio di chili di fagiolo per noi e non me l'ha portata ancora. Sì, e poi... Mi tenete presente? Ma se vengono certamente con l'aumento. E io mi piglio con l'aumento. Buona giornata. È pure a voi. Un caffè. Peccatelo. Vieni a casa un altro. A sera ti ritiriamo presto. Hai capito? Andai con te, compagna mia, uscite ma a sala Roma. E non ce l'avevi io. Con l'oscuramento che c'è stato a ritirare all'11:15. E dentro vicolo, che dice? A ieri sera non facesse l'opera perché era tardi. Ma cammina dritta, si nota ma non cambusando. Va a fare un caffè che mo cominciano a venire i clienti, va. Sono ragazze. Ci vuole pazienza e bisogna avere gli occhi aperti con la giornata. C'è che fa? Appena lavato il caffè mi sta a fare i fagioli. Ma allora ci stanno i fagioli, I fagioli ci stanno, ma. Ma. I fagioli ci stanno. Non c'è risposta. Ti ha già accompagnata a ritutta a scuola. E per strada ci ha comprato pure una bella cosa perché non ha fatto capricci. Ma tengono giudizi che la pizzerella vostra che ti fa stravere. Che le muoiono a mia stella tante. Quanti anni sei? 5 anni, te. Ma come parlo bene, seria a serio, come una grossa. I passtrati l'ha già dimannata. A chi va bene tu? A mamma, ricevessi. Quella è un'adorazione che c'ha per la madre. E papà che re? È fes, ma con una bella pronunzia chiara. La S la tiene proprio bella. Io non è che prendo cappello per l'apprezzamento della bambina. Quello tiene 5 anni, figuratevi se mi può fare impressione il giudizio di una creatura. Ma non ci imparate certe cattive parole. Ma che ci impariamo noi, sì? Che le sentiamo io so che sei. Proprio tu, hai capito? Sì.
parli sboccato in casa, la bambina sente e ripete. Io? Ma voi foste per scemo, Vedete che parola, che educazione. Cioè io con te non ci voglio parlare. È perché mi parlate. E ci capita sempre. Nanzire, come se avesse pigliato Nanzire. E fino a sotto il portone della scuola ha fatto con me una canzone. Che ho visto la vesticchiola a mano. Papà è festa. Quando ero bellezza. Capisci pure la musica, dice amici. Questo però non lo sente per strada, questo lo dice sua madre. Ma papà non è fisso. È un poco stonato, perché siccome ha fatto l'altra guerra, quella del 14, quando tornai, la capa non la vedeva più. A già fare una cosa e me ne dimentico. Ne penso un'altra, dopo 5 minuti non me la ricordi più. Trovi i maccheroni da Amedeo e mi credo che sono miei e me li mangio. E Amedeo resta digiuna. Io ho fatto l'altra guerra. Messo, buongiorno. Amedeo, signor. In un momento mi pigliano pochi caffè. Oh, è già maggio pigliato. A Dovicenza, no, ti pigli mezza lì dei miei. E voi pigliate avella a Dovicenza. Ma che c'è? Un tuo caffè vostro, che da cosa? Ci ce l'ha gitto pure io. Oggi no, lo state facendo a bar. No. Ma non ho capito che mi sto facendo a barba, c'è bisogno di domandare. Parole inutili, conservate voi fiate, parlate quando siete interrogati, va? Avete ragione, ho sbagliato. E che dite, la mettiamo a posto questa situazione? Non vuoi scherzare, E io ti dico che se io fossi ministro di non so quale ramo, perché non so, c'è qua Ministero di Verdi, io aggiustassi subito la situazione, Oh, ma secondo voi perché manca roba? Ma state zitto, la roba non manca, c'è tutto, farina, olio, burro, formaggio, scarpa, vestito, pasta, c'è sta tutto. Allora come si spiega? Come si spiega? Che è la solita sonata, quella è tale e quale come nell'altra guerra. Succedeva la stessa storia, aumentavano i prezzi, non si trovava la roba, i generi spariva tutto. Beh, secondo te perché si fanno le guerre? Perché? Lo fa sparire la roba. È il calmiere, hai capito? Perché quando tu governo metti il calmiere, tu alimenti implicitamente l'astuzia del grossista e del dettagliante. Succede un gioco di prestigio, hai capito? Il consumatore va all'elemosina, o si muore di fame o va in galera. Il mio progetto, il mio disegno di legge, se io tenessi voce in capitale. Oggi fateci sentire questo disegno di legge. Voi avete pigliato un caffè, pigliatevi e statevi bene. Ma perché non possiamo sentire? E fatto questo caffè, 2 minuti. Dunque. Si parlava della mancanza dei generi e io invece dicevo che la roba c'è ma che è il calmiere che la fa sparire. Io farei in questo modo. Le città d'Italia quante sono? Vabbè, non lo sappiamo, non faremo. Facciamo che fossero 5, è vero, per fare un conto facile. E facciamo che il fabbisogno di ogni città d'Italia fosse 1 chilo di farina al giorno, a testa, diciamo 1 milione di chili di farina. A te governa, che ti sono 50-60 milioni, vabbè. Di nascosto apri uno spaccio facendo finta che si tratta di uno spaccio privato e lancia sul mercato la farina a 10 litri al chilo. Che succede? È che gli altri negozianti entrano nello spazio e non sapendo che quello che vende lo fa per finzione, o pigliano io dozzine che cagavo sopra un vagone. Tira la concorrenza. Iniziativa privata. Voi siete ignoranti. Ma non capisci che chi lo sfruguleino fornisce dove essere. Oggi no, e per la circolazione delle macchine, data la mancanza della benzina, avete pensato lì? Come no. Ogni automobile ha 9 autisti. 1 al volante e 8 allo spinteroggio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Un caffè sta a momento, ho pigliato fresco. Sì, grazie. Stanotte non ho chiuso occhio e tengono bello dolore di capo. Quella mia moglie quando sente la sirena diventa uno straccio. Dopo 1 ora e mezzo di ricovero con 3 bambini appresso, ecco voi dormite. Ha continuato a tremare come una foglia. Ma stanotte bomba l'hanno manata. Sì. Hanno colpito 2 palazzi al Parco Margherita e certi fabbricati a Capodimonte. Vicino deposito di tram. Ma chissà come ce n'ha fuori. Guarda te, zero vasce, mi è tutto poco. Sì, mamma. A me scacciolo il letto. Ma una tazzone di mangia assurda. Signorino, un cucciaino, quindi è pulito. Sì.
Complimenti, donna Ma. Stamattina è dritta, proprio ci vede. Ecco, bravo. Questo potrebbe essere un altro disegno di legge. Stanotte mi sono portata la paura. Io appena sentissi una sirena, qualunque cosa sto facendo alla vostra, mi piglia a testa e me ne va grindo ricovero. A me mi viene un freddo addosso e un movimento nella pancia che a bastidire mi devo scappare subito al gabinetto. Ci fa, confesso la mia infelicità, i chiacchierini. Quando sento la sirena, ha già scappato. Signori, a voi, ma che decide quando fornisce sta guerra? Figlia mia, e chi lo può dire? Lo può dire, qua non se ne può più. La vita aumenta giorno per giorno. Ognuno di noi tiene mogliere, figli. Noi siamo autisti, vedete? E qua se non mettono in circolazione le macchine, un carcere scuro. E quindi devi mettere un'altra volta Voi che E chi lo può dire? Speriamo, ma non credo. Non lo può dire. Ma mo dicono che i bombardamenti ci fanno più forti, ma ci distruggono le città. Dici che me non bene, non gas. Che dici che signorini c'ho bene, non gas? C'ho meno. E chi lo può dire? Speriamo di no. È vero, ma io questo dico, sta guerra è una cosa proprio fuori natura. Ma che c'entrano le famiglie? Ma che ci azzecca nel caso? E adesso chiameranno altre classi. Che decide, signorie, chiamano i riformati. Soltanto una zia per figlio mamma e te. Che decide, signorie? E chi lo può dire? Signori, ma voi non sapete niente, voi leggete il giornale. Uno pure vorrebbe un'assicurazione, un conforto magari inutile, ma insomma... Allora io per farvi piacere dovrei dire che i bombardamenti non ne vengono più, che i classi non ne chiamano, che le automobili rimettono un'altra volta in circolazione. Io che ne so. Va bene, ma voi state vestiti scure. Ma che c'entra? Quelli che stanno vestiti scuri sanno la guerra quando finisce e se bombardano o no. No, voglio dire che insomma voi avete a che fare sopra l'ufficio di gente che tiene la penna in mano, la lettera, è vero, non è che... Evaporiamo un gin, chi lo signorino non va. Ma dopo chi ci ha pigliato? E fate bene, questi tempi è meglio tenere la bocca chiusa. Buona giornata a tutti quanti. Sì, sto bene, avete tutto per me? Sì, ma piglio su pochi caffè. Sto dentro, se mi volete mi chiamate. Buona giornata. Arrivederci. Noi potete parlare, noi siamo gente sicura. Che devo dire? No, vabbè, siamo come voi, non è che diciamo che... Donna Ma, il burro lo avete avuto? Dovete venire più tardi. C'è sta una persona che me l'ha promesso, ma sapete com'è? Quello trovano a vendere più caro e non si fanno vedere più. Si mo portano è roba vostra. Voi sapete che noi non lo usiamo, prima perché non ci piace, e poi costa così caro e chi so può riaccattare. Già, perché voi non ci guadagnate niente sul burro, eh? Ah, signori, se dite così vuol dire che non me ne incarico più. Io me ne sono occupata fino adesso perché so che tenete i bambini, ma senza nessun interesse da parte mia, sino che la Madonna non mi avesse a far vedere più a mio marito. Questo è il zucchero che mi cercassero. Sì. Che sia cioccolato. Chi stu pacca qua poi è pastina bianca. Ecco. Il tutto viene... Aspettate, ha già tenuto la carta che mi ha portato la persona, a quale mo si viene a pigliare pure i soldi. Ecco qua. 2 kg di zucchero, 1 chilo di polvere di cacao, 10 pacchetti di pastina bianca. Poi c'è sta rimanente da settimana passata. Sì. Sono giusto 3.500 lire. Ecco, donna Ma, in questo momento non ho disposizione. Ho avuto mia moglie indisposta e so io quello che mi è costato. Con 3 bambini a fine mese, donna Ma, faccio i capelli bianchi. Lo stipendio è quello che è. Quel poco di economia che avevamo in casa, col costo della vita, se n'è andato in fumo e capirete. Ma come? Voi tenete la proprietà? C'ho una casetta dove abito che comprai a rate dopo tanti anni di lavoro e stenti e 2 appartamentini a Magnocavallo tengo la proprietà. Donna Ma, sapete per quanto tengo affittato? Uno 200 e l'altro 300 lire al mese. Me li devo vendere. E con quale coraggio tolgo quel poco ai miei figli? Ho portato questo orecchino di mia moglie. Eccolo qua. Me l'hanno apprezzato 5.000 lire. Tutte e 2? No, uno solo. L'altro ce l'ho pignorato. Lasciate a me. Io ce lo faccio vedere a sta persona. Può essere caso contenta. Dunque, devo pagare 3.500, eh? Resterebbero 1.500 lire. Me le conservate voi. Se restano vi conservo. Mi volete dare la roba? Come no? E voi siete il padrone, per carità.
Anzi, domani a già certa carne e vitello. Me ne conservano un bello chilo. A domani allora. Uova fresche ne volete, signore? Se ci sono, donna Ma, sapete, per i bambini, Domani vi faccio trovare, eh? Grazie. Grazie a voi. E buongiorno, buongiorno. Ma ho capito una cosa. Io stavo là dentro e pensavo, veramente questa vita di pericoli che noi facciamo sempre con la preoccupazione di essere arrestati, perché è inutile che mi racconti storie, non è soltanto fatta la tazzina di caffè, ma io vedo troppo movimento la mattina, la sera, pasta bianca, farina, formaggio, T'ha già caffè. detto tante volte che non è roba mia, ma portano qua e io faccio un piacere a qualche conoscenza. Così, per gli occhi celesti color del mare. Io non guadagno niente. E noi come mangiamo? Fammi capire come succede sto miracolo. Mangiamo che la tessera. E non si arriva già cadavere scheletriti color avorio cinese. Io e Dio lo sa, non guadagno più niente perché poco per volta stanno togliendo tutti i tram a mese. E allora che sa da fa? No, adesso che cos'è? Stiamo parlando, stiamo ragionando. Ho detto che ho capito una cosa e mo non mi ricordo. Ho capito proprio come si deve fare per vivere onestamente senza ricorrere a questo commercio della borsa nera che è una vergogna. Questo che cos'è? Avevo capito proprio l'ingranaggio, dunque. Ecco. Sì. Se con la tessera non si può vivere, perché con la tessera non si può campare, con la tessera si muore, insomma. Dunque, se con la tessera non si... se con la tessera non si può vivere, allora si deve ricorrere alla borsa nera. No, un momento, dunque, ecco, se con la tessera non si può, si deve ricorrere alla borsa nera. Dunque si deve vivere col pericolo che ti arrestano e che vai carcerato. Ma stammi già accorti, hai capito? Io me ne vado. E che fai, te ne vai? Sì, me ne vado, vedo un po' d'aria. E un po' che solo, faccio 4 chiacchiere qua all'angolo. Stanotte quell'umidità del ricovero me la sento nelle ossa. Ma hai capito? No, perché io l'altra notte portai 2 quintali di caffè. Addirittura 2 quintali. Sì, e Donna Mali mi ha fatto un piacere. Ma non esagerate, scusate. Quando all'ultimo dei conti il responsabile in casa sono io. Io tengo moglie e figli, va bene insomma che di questi momenti ci dobbiamo aiutare. La Mali mi ha fatto piacere di tenervi in deposito un po' di roba qua, ma che sia un'esagerazione, lui quintale. Andate, questi scherzano con il confine, con la galera. Questi per dare un esempio, non guardano in faccia a nessuno, hai già capito? Come hai già fatto? Lui quintale. Dove l'avete messo? Sta sotto letto. O secondo materassa è tutto caffè. Sotto c'è sto orista, pasta bianca, olio, farina, burro, formaggio. Quando dico quelle pezze di formaggio che avete portato, se le potete smaltire perché la notte non si respira. Ma Gennaro, dovete avere un po' di pazienza. Oggi è passato un guai questa partita di formaggio. Passate noi guai, perché fa fresco, sapete, la sera si deve chiudere, non si può stare aperta, a un certo punto non si respira, l'aria diventa talmente ammorbata. Io vi giuro, certe volte quando sento l'allarme dico meno male la liberazione, finisce a casa. Un po' di pazienza, Gennaro. Ragazzi, abbiamo fatto il centro dell'ammasso qua, facci papà. È perciò che voi non vi dovreste allontanare, perché casomai... Casomai mi metto alla presenza di Dio e facciamo muoversi i lavori, quando risi è l'ultima volta che ve lo dico. Pigliate la roba e toglietela dalla casa, perché io ho paura. Io me ne vado, se hai sentito l'allarme, non pensate a me, ognuno per sé, Dio per tutti. Vabbè. Hai capito? No, perché sennò io ve lo dico francamente, corretto. Metto tutta la roba sopra e va a portare a casa vostra, perché non mi dispiace. Salve, ma mi raccomando. E quando va già da di parte mia,
Non vi preoccupate. È che abbiamo un regalato. Non sono regali che vi posso fare perché non mi trovo in queste condizioni. Io pressa la vita mia. Ma soldi a mano a voi non ne voglio. Quando l'avete piazzata, si toglie la spesa iniziale e l'utile è roba vostra. E che c'entra? Sempre a voi spetta la metà. Guardate sto orecchino. Ah, non c'è male. Quanto può valere? Fatemi vedere l'altro. L'altro non ce l'ho, sta pegnorato. Si dovrebbe spegnorare per vedere se le pietre sono uguali. La polizia non mi ha potuto dare. No. Aspettate, oggi che è? Oggi, lunedì. Giovedì vado. Ecco, l'oggetto si spegnora e si può stabilire il valore. Ma questo 4-5 mila lire ci vale? È stata coperta, no ma. L'avete miserito materazzi sotto. Calvo, dite. Non ci sembra proprio niente. Oggi fatto una fatica. A quest'angolo qua poi l'ho chiuso con 2 ciappette automatiche, in modo che al momento opportuno, a secondo come serve, se ne pigliano 1 chilo, 2 chili, si mette a mano e poi se leva. E poi si mette un'altra volta. Beh, donna Ria, chiama. E quando mai avete fatto questo? Oh no, ma perdonate. Non vi lascio se non mi perdonate. E che c'entra? A chiunque può capitare un momento di fosforescenza. Grazie, donna mamma. Grazie. E tu che vuoi? Devo mettere uno spicchio d'aglio dentro i fagioli. E non ce lo sai mettere? Non ci sta. Fatelo da donna Giovannina. Gli stasera va con cinematografo. Oh, vedete, che la mamma guaglione chissà che sa creduto. Andate là, come faccio vedere? Andate là, se lo faccio vedere. Io scazza la faccia e poi lo faccio vedere. E tu che fai, questo pure? Un nipote Palluccello mi è venuto a dire che un'ora fa si è andato a pigliare una tazza di caffè nel bar di Donna Vicenza. Dopo poco che era finita la questione con voi. Ci stai pure tornate là, dai. Andate là, parlate. Si cantissi che Donna Vicenza diceva, ma cosa ha pigliata la privativa? Da fasulesso il caffè, della piezzeghel. Ma io il caffè non lo faccio più io, ma non ce lo faccio manca essa. E conoscenza che tenesse e tengo pure io, è stata da perdere un nome Vicenza Capece, sembra che tutto oggi non lo combino il servizio. Sa mi so scialla, tu so basta e se ne è andato. Quello certamente è andato a fare la denuncia dal brigadiere della squadra mobile. Va buono, e tu ma ti fai venire una cosa? Io so. Quando viene la squadra caccia troppo. Vabbè, lo saccio, ma io vi dovevo avvertire, o no? Sì, che stai fatto pure. Da una voce a fatta, sta all'angolo 12, quando serve se ne va un po'. Papà! Venite! Corresore ci sta all'angolo, quando si appiccia la pippa e segni che la squadra mobile sta in Govica. Tu non ti muoverai a campo. No. Una caparaglia roi lì, roi. A te, sciogliti i capelli e mettiti la scullutella nera. Ma quando, mo? Quando rimane, fa che le faccio ridere. Sto gorendo, quando mi volete mi chiamare? Lei sto fuori, si appiccia la pippa voti. Sì. Che sta? Apri pare. Oh. Sì, prepara. No, Gianetta, faccia così che facessimo, mo la Gianetta 7 bellezza. In galera andiamo a finire. Zittia, fa che lo In chiamo galera, io. che avere un guarda c'è Non fa una retata, tutto qua. Siamo pure a Pascalino piccolamente, prego. Già li ho chiamate prima di venire qua, mo vengano. Oh no, ma non vi agitate, io non me ne vado. La vostra sorte è pure la mia. Io mi metto qua, vedete, e faccio il parente addolorato. Grazie, mia. S'appicciata la pippa! S'appicciata la pippa! S'appicciata la pippa! Che la piezza che non ha mantenuto la parola! Meno male, lui sta venendo pure Pascalino Vittorio come miezza prevata. Maria, stai facendo la gente come in realtà! Giunari a privare! Ma chi non c'è nome? Pascalino, chiama bello, facciamo una cosa così. Acca. Siamo pronti, siamo quasi pronti. No, Madonna mia. Allora, fammi presto, Pasquale. Non hai paura. Tocca, Giunato, tocca. Non è qua. Siamo pronti. Signor, sta tutto a posto. Appiccini. Non hai paura. Avanti, a posto. Bella, mamma bella, la faccia così, da faccia così. Nel momento che Tanto mi fa la zarzuela e mi fa.
Vedete che bello malaurio, guarda. Ma è sicuro? Come no? Ma vedi che abbiamo fatto tutta sta funzione e non viene nessuno. Il sa picciata la pizza. Sì. Erano imbambiti, la settimana passata sono state un'ora e mezza dentro il letto, non è successo niente, ha pure sappicciato la pizza. Agita così, una marina, che pillo. Questa è una spia ferma. Andiamo. Prego, Voi ascoltate... Che da essere, signor mio, tutto quanto hai mai a pernillare. Tu piazzi rompi che la manera. E questa è epidemia. Una di 3 morti trovai ieri sopra Mater Dei. Altri 2 li trovai a Forcella. E mo stanno a Poggioreale tutte e 5. Ma non Poggioreale Camposanto, Poggioreale Calcio. Insomma, chiama bello, io non voglio fare male a nessuno. Ma sangue di Giuda non voglio essere fatto peso. A te, sorgi Lazzaro, se no ti metti in malente. Brigadiere, fammi la madonna, che il marito mi è morto stanotte 2:35. Non ti scordai 5 minuti, hai capito? Ma insomma, non avremmo fornito questi mesti di scena, ma che serietà di paese è questo? Ma che voi capite che scendiamo da montagna? Di asilo. Beh, ho capito, che sto morto, o schiatta morto o faccino. Ma te faccio solo io, a coppolietti, va bene? No, non è facile questi sospetti. Noi non siamo gente che... Marito mi è morta veramente. Chi va informato e lui sarà qualcuno che ci va male. Ma non è ferito, grazie a sta famiglia. Non mi fanno bene che si toglie se non sentite pietà per sta disgrazia che ha cognuta a casa mia. A questo, sincerato, tu cado la morte se tenete a coraggio. Commettite la sto sacrilegio se non commettete a paura la scomune. Venite, camminate! Camminate! Se chi è morto veramente io tocco. Io no, Bruno. È morto, brigadiere, è morto, papà. Quanto è bello! Non piazza rompe che la moneta, E beh, voi che dite che è morto, è morto, e io ci credo, ci credo tanto. A me è venuto con l'Ivo, erano pochi conforti. Ma 7, guardate, vi tengo compagnia. E tanto me ne va quando se ne chiudo morto. Di asilo, signore pigliatino, cavaliere della croce, ascoltate la sua voce, per i vostri gran tormenti, ascoltate i suoi lamenti, per la tua somma potenza, dacci un segno di clemenza. Brigadiere, noi vicini teniamo un buon ricovero, non facciamo moca per un puntiglio. Se vi mettete paura ve ne potete andare, è peccato a lasciare il morto solo. O morto sorveglio io.
Noi andiamo. No, quando è bello, sì. Bello, questo pure lo devi imparare. Questa è una novità. I monaci che i pantaloni. Oh no, ma me ne va che non ricopri, c'è di callata, tanto l'arrivano lo stesso. Sì, arrivano lo stesso, sì. Qui, morto. Senti a me, susati, alzati, va, andiamoci un ricovero tutto quanto. Che è brutto fatto, sai? Hai capito? Qua è pericoloso. Ne picca. Qui sono gli apparecchi, qui. Sono gli apparecchi che si avvicinano. Capito? E queste sono fortezze volanti. Si sente, sì. Saluta. Questa è la contraerea. La contraerea che funziona. Ecco. E quasi che non abbiamo stampa fresca. Queste non sono case. E questo è scugliatello, sì. Sì. Hanno depositato, queste le stanno. Si affrontano. Sicché tu sei morto veramente. Qui. E come a morto in bomba non fanno impressione, Sono morto capotosto. Sosa, dai, capite, Sosa, che è meglio per te. Sosa. Lo sapevi, Contrabbando e... Sacchi i farina. Pasta. Queste sono pure le patate. Alzate qua. Quando bene Dio. Alzate, quando bene Dio. Finito, Che no? Beh. Bravo, veramente bravo. E tu non sei morto, lo sai. E ne sono sicuro. Sotto letto di nuovo contrabbando. Non ti arresto. È sacrilegio toccare un morto, ma è più sacrilegio a mettere in mano un gol a uno vivo come te. Non ti arresto. Ma la soddisfazione è da muovere. E non faccio manca la perquisizione. Se ti muove non ti arresto. Parola d'onore. E non faccio manca la perquisizione. Parola d'onore. E allora se mi arrestate siete una carogna. La parola è uno, non ti arresto. Ma ricordate che io non so fisso. Ma io nemmeno, brigadiere. Scusate, adesso che un brigadiere. E cammelli di fumo, e cammelli di fumo. Sorti a pacchetto, sorti a pacchetto. Vieni da me. Sorti a pacchetto. Nonna, guardate che belli di le carni, questo la facciamo a brodo domani, guarda.
Ah, vero e bello. O volesse voi, io ne vado a prendere un altro chilo per noi, a 500 lire. No, e noi stasera teniamo a tavola. Come? Sette Bellizzi ci ha invitato pure a me a Sia. E noi per questo domani facciamo brodo. Sì, ha fatto diversi inviti. Rituccio come sta? Questo mi dispiace che tenga Rituccio poco bene. Ah, Sia sta dentro? Sì, l'ha già cercato piacere e ci stanno poco vicine. Che quando c'è sta donna Adelaide si sta qui. E sta per pigliare creatura. Sì. Beh, permettete, io vado a posare questa carne. Buongiorno, donna Mami. Buongiorno. Ma la sera è pronta? Ha già visto che si stava vestendo. Ma voi dove andate a quest'ora? Ci andiamo a fare una passeggiata. State attenti con sti passeggiate, piccere. Io ce l'ho detto tante volte pure a mia figlia. Per esempio questo sergente che tiene appresso, chi è? Perché non si fa conoscere, perché non si presenta da me? No, donna Ma, chi è tanto un buono giovane, è timido. Non sa parlare tanto buono l'italiano e si mette vergogna a parlare con voi. Quello è surdata e certamente ha da fare pure dovere suo. Non sta cacciando in carta, perché qua legge loro ci vuole il permesso proprio dell'America in persona. Ha detto che appena tutto è pronto si presenta da voi per chiedere la mano proprio di Maria Rosaria. Ho fatto del passeggiato, poi, come riuscite voi che avete detto, state attenti. Non c'è proprio pericolo, perché loro non stanno attaccati a tanta pregiudizio e non capiscono male. Camminano abbracciato con le ragazze, ma così, come a compagno, come a camarate. Non è che ci mettono la malizia. Già, però sono camarate solo quei ragazzi. Con l'uomo non si fanno i fatti loro. Allora vuol dire che ce la mettono la malizia. No, è un'altra mentalità, sono più sciolti, più abbonati. Che la figlia vostra ha avuto una fortuna, sa sposa e sa porta in America. Chi il giorno faceva amore prima con me, poi conoscette a Maria Rosaria e dicette che le piaceva più assai. Ma perché così è bello, sinceramente. Me lo disse in faccia. Tua frienda più nice. E rispondette ok. Quando a sera portai un altro friendo suo che subito si innamorai a me mi piaceva più di lui e ci mettemmo subito d'accordo. Io poi le dicette, c'è una frienda mia che sarebbe Margherita, non ce l'hai un friendo tuo? Mi so portai e così abbiamo fatto 3 friend e 3 friendi. Sì, ma un friend mio a me non mi piace, è curto. E che fa? Tu dicello in faccia, sinceramente, io come ha fatto chi lo chiesto. Senti, tu a me non mi nice, portamene a un altro che mi nice è più di te. Ciao, proprio così. Andiamo in giro, voglio, A che ora torno? Non lo so, quando mi sono spicciato torno. Guarda che tua sorella sta poco bene. È una settimana che vado all'appuntamento e non si fa vedere. Ma può essere di stasera, venga. Non mi importa, Teresina. Ti giuro che non mi importa. La colpa è stata mia e me l'ha già chiagnato solo. Ma io vorrei vederlo per dirgli, invece di mandarmi a dire tanta bugia, perché non mi hai ricevuto tu personalmente la verità. Ma ieri sera un innamorato mi dicette che stasera l'avrebbe portato. No, è partito, Teresina. Guarda che ti dico, è partito. E oggi o domani partiranno pure innamorati vostri. Ah, e si partono salutare noi, che mi fa? Saluta a noi. Già. A me non mi piace, è curto. Poi ma tu non capisci mai niente. Ma ci stanno chi si vuoi che le penso a lungo, magari mi va a te. Tornata presto. Si è addormuta e mi pare che la preva è scesa pure. E che le creature così crescono. Se vi serve qualche cosa non fate complimenti. Ma visto va fa piacere che c'è sto bottone vicino alla camicia da Medea. C'è sta pure l'aghi o cottone sopra la colonnetta. Ma vi serve subito su. Andiamo bella, caribà, cammina, porta dentro, vai. Andiamo. La signorina di Sette Bellizzi ha detto di a donna Malia, questo è Gragnano Vecchio, vai. E i fiaschi sono tutte sciacquate. Andiamo, qua ci sono 6 palati di pane bianco, farina alleata, ma fatta all'uso nostro. O forno a fascina, ma te a fretta maggiore. Poi ci sono sigarette che vi manda Teresina a Forcello. E poi c'è un biglietto che vi manda Ragini sul biglietto che vi manda essa a voi, ora. Ah, vadano a casa. Un buon bicchiere, grazie. Ecco te, canto. Io non ci vedo bene. Ho una terava, dite che dice. Datemi qua. Ma il figlio che sta tagliato un capretto per stasera che potessi innanto un re, ma intendiamoci un re una volta. L'ho portato al forno e stasera verso le 7 lo vado a prendere, lo porto qua, assieme a dei parole alla parmigiana e molignana. Nadela, se non sapete leggere non perdiamo tempo. No, sapete che io con quest'occhio qua non ci sfesseghi tanto bene. Il biglietto è scritto pure con l'app. Ti va che da una mano caccia via. Sì, grazie. Io sto qua. Ah, ecco qua. Cara donna Malia, teccavi. Teccavi come se avesse voluto di tenete.
Teccavi il pacco di sigarette che ha portato il sergente inglese. Ma però il sergente inglese ha voluto un aumento di 10 lire al pacchetto. Io ho detto, ma come, voi siete inglese? E lui ha risposto come se avesse voluto dire, s'arrangi inglese come vuoi tu, ma se ti conviene a questo prezzo, bene. Se no, vado da un altro rivenditore italiano. S'hanno imparato la canzone. Che volete fare? Non me lo dovevo pigliare? Così come mi regolo io, regolatevi pure voi per non andarci a quel servizio l'uno con l'altro. La popolazione deve stare 2 giorni senza fumare. Giovedì, a Dio piacendo, usciamo tutti assieme con il prezzo aumentato a 160 lire. Tanti saluti e tenetemi informato del prezzo delle coperte e dei maglioni di lana, che mo che viene il freddo i prezzi sagliano. La conserva di pomodoro che è pure consigliabile per quest'inverno. Sì, patata l'ha già passata per sotaccio, ma voi dite voi. Oh mamma, la camicia va a mettere in coppa sta seggia, io vado dentro, se mi volete mi chiamate. Si sono scelti di tutti. E ci sto io, voi altri indiate, io mi sto un poco qua. Permettete allora, mamma. Mamma, io vi volevo domandare una cosa. Ah, che bell'odore di profumo delicato. Ho tenuto voi in cuore. Quanto mi piace la cura del personale. E che stiamo anche la bottiglia di forma sensazionale. Mi ha portato 7 bellezze. E per qua ragione mi aveva portato 7 bellezze. Me la sono comprata da per me. No, mi credeva. Date che tutto quando rindo vigrisce ne capuie. Insomma, che 7 bellezze. Ma canariccio, ma che dicono sti guarda? Niente, ma moretti, non vi pigliate collere. Io parlo così. Che l'Asimo dice sempre che io mi devo imparare a stare zitta con la lingua. Ma non lo faccio per male. Sono stupida. Bene. E vado di riso solo, marito. Ma perché ridi? No, l'ho parlato che favo peggio. Gesù, ma che mi ha pigliato stamattina? Poi nei tuoi vado tu che inizi con questa rosata. Aspetta, è una cosa nervosa. Facetela sfugare un po'. E per noi? È passati. Mamma mia, che rosata, mamma. Dunque, io vi volevo domandare. Cazzo, non ci posso parlare perché quella è più scema mia. Ma voi a me, mamma, siete una donna che ha smerzato il mondo dentro o fuori. Va dicendo, su. Ecco, io volevo sapere se sono zitella. E i sacci hai fatto tu? Io mi sono sposato con Ernesto Santafede il 24 marzo 1941 per procura, datasi che trovavosi tuttora militare a servire la patria in Africa settentrionale. Quanto è bella sta veste che avete messo oggi, no, Sì, ma portata la sarta l'altro giorno. Partete per surdare che facevamo amore e da innamorate ci vedettimo per l'ultima volta. Ma come marito e moglie, donna Amalia mia, è stata una iettatura. Non abbiamo potuto consumare, come si dice, quella cosa là. Una cosa là. Mi ha detto pure in licenza per 15 giorni. Io a preparare io basse, a si s'acconciava la camarella sopra mezzanine per lasciarci soli, che dovevamo tubare. Ma chi le bombardamenti pareva che facevano apposta. Io mi preparavo tanto bello, consumai una bottigliella addoor. E scappavamo. E 15 giorni di licenza ci passavamo in due ricoveri. Se ne partette e l'avete visto più voi? Adesso, siccome un messaggio che avete, ma che non sentite manco noi, ma sentite un cognato di una compagna mia che si trovava a Roma e ci ho mandato a dire per una vecchia che si doveva recare in Calabria e che era di passaggio per Napoli. Dice che era prigioniera. Il compagno suo che è tornato mi dice che era morto. Chi dice che l'ha vista viva? Ora io dico, no, ma è vero, fra tutte queste voci, sono io sempre zitella? E come no? Si zitella perché diciamo non ti si ha unito con marito. No. Il fatto è che se non hai una notizia sicura si sempre maritato. Ecco, quelle. Non ti può maritare una volta. No, per amore di Dio, e chi ci pensa una Amalia mia? Prima di tutto io rispetto la probabile buonanima. Poverito, sta sempre qua. Ma mi ha detto pure un lutto. E mo lo vai quando mi dicevano che era prigioniera. Poi mi ha detto un'altra volta. Gesù, sto lutto mo l'avevo messo, cose pazze. Speriamo che a Molleve non mi mette più. Speriamo. Che
Non conoscerò mai il mondo? E saluta la figlia, disse Don Fabio. Eccomi qua. Chi è? Donna Maria, servitore vostro. Tanti auguri e buona salute. Grazie. Auguri. Sono 36, ci cominciamo ad invecchiare. 36 anni? Voi state nel più meglio. Vi aspettavo più presto, veramente. Sarebbe stato mio dovere venirvi ad ossequiare un poco prima per ringraziarvi del magnifico mazzo di rose che mi avete fatto pervenire stamattina a casa e per chiedervi ancora scusa del fastidio che vi prendete stasera in casa vostra festeggiando la mia natività. E che c'entra, voi siete solo e qua invece vi troverete come nella vostra medesima famiglia. E grazie ancora. Però voi non dovete alzare neanche una sedia da qua a là. Io e Amedeo abbiamo provveduto a tutto. Dunque vi dicevo, sarei venuto prima ma ho avuto un po' da fare. C'è avuto a far partire 2 camion per la Calabria e se non sei presente durante il carico, Robby sparisce. L'ho consegnato, mi hanno dato un check e me ne sono andato. Oggi perso una mezza giornata fra la CC, la BBB, la Sica Mastucciccio, Sanchi e Pivo, ma chi capisci che qua per avere un permesso ci vuole la mano di Dio. Poi sono andato una mezz'ora a bassa agli orefici e a questo proposito faccio parlare. E poi mi sono girato vestito, mi sembrava uno scaricante di porto ed eccomi qua. Amedeo è venuto? No, è che la purista è asciutta di notte. Oini, ma tu a casa tua tieni che fa? No, sta qua perché casomai si scende di tutto. Come sta, picceretta? Sta meglio, e perciò sto qua. Casino non sa che quando ci state voi me ne debba andare io, dato che... Cioè... Ma comincia un'altra volta. E che lei la cosa nel boscazzo mai. E potrei così senza ragione, come credete? Oh no, ma vado la gente che si crede, ma... Che scemo si crede? Ma permettete... Ah, perché fa anzi, perché che lì non capisco. Signorina, tutti infiascati. Ah, bene, dalle 100 lire, va. Grazie. Ringrazio signorina, ringrazio. Quello è muto. Vi serve niente? State fuori vasci, se ti voglio ti chiamo. Mi comandi, cammino. Eccoci qua. Dunque, donna Ma. Signori, buongiorno. E che ti credi che si può dire una parola in da sto vasci? Poi che noi pensavo che non lo trovavi più. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signorina. E che va già servito? È per quell'impegno che facevo. Gli da già parlare. Sì, Donneri, io sto fuori al vicolo e se mi volete mi chiamate. Arrivederci. Un pacchetto, ma mi scordava una volta, sono 300.000 lire. Esso teneva 300.000 lire. Quello scherzo. No, sono di un amico mio che sa dare... Io sto fuori, se mi volete. Dunque, Non che sia un mio diritto, per l'amor di Dio, ma volevo parlare un poco alla vostra coscienza. La prima volta che mi trovai a corto di soldi, voi mi proponeste di disfarmi di uno dei quartierini di mia proprietà dicendo che avevate la persona che comprava. Io con l'acqua alla gola cedetti. Questo poi avvenne una seconda volta, quando perdetti addirittura il posto di ragioniere nella società per la manutenzione degli ascensori, e mi disfeci pure di quello. Ho saputo poi che tutti e 2 i quartierini l'avete comprati voi. Vi faccio i miei auguri e che possiate goderveli per 100 anni. Ora voi mi anticipaste 40.000 lire sulla casa che abito con i miei figli e mi faceste firmare una carta dal notaio dove c'è il diritto di riscatto da parte mia mediante la restituzione della somma nei 6 mesi dalla firma. L'impegno è scaduto da 20 giorni, siamo d'accordo, ma voi mi mandate l'ingiunzione del vostro avvocato. O paghi un fitto di 4.000 lire al mese o vattene. Donna Ma, a parte il fatto che io non ho dove andare e d'altra parte non posso pagare 4.000 lire al mese, voi poi avete il coraggio di pigliarvi quella proprietà per 40.000 lire. Ma, scusate, Sì. non sono 40.000 lire. No, secondo quando... No. L'impegno dice che se voi non pagate le 40.000 lire nei 6 mesi, la signora Malia è tenuta a versarvi altre 50.000 lire per diventare proprietaria del vostro appartamento. E l'avvocato perciò vi ha fatto l'ingiunzione, perché non volete accettare le 50.000 lire. Pigliatevi i soldi e trovatevi un'altra casa. Mi trovo nata casa. Con mia moglie, con 3 creature, mi trovo nata casa. E allora scusate, che volete fare? Che se no, quella no. Ecco,
io ho qui 10.700 lire. Ho venduto 2 giacche e un pantalone d'inverno, roba che non valeva nemmeno. Io vorrei offrire alla signora Amalia questa somma a scomputo delle 40.000 lire che le devo. Siccome la società mi deve liquidare circa 80.000 lire, si tratta proprio di giorni. Ma scusate, e voi questo lo dovevate fare nei 6 mesi dall'impegno? E non ho potuto, credete a me, non ho potuto. E poi speravo che vi foste immedesimata della posizione. Fatemi questa grazia. Del resto non è cosa mia, se donna Amalia vuole. Donna Amalia, queste sono 10.700 lire. Fatelo per quelle creature mie che, se sapeste quanto mi costa dovervelo dire, oggi non mangeranno. Ma scusate. Scusate, a San fa. Oh, e queste sono belli chiacchiere. Ma voi hai i soldi per sta pizza da pigliare? Va bene, donna Ma Amalia. mi venite a dire che i 2 quartini vostri me li comprai io. E non ve l'ho pagato. Certo, donna Amalia, me l'avete pagato. Ma perché quando ti a casa mia siamo stati digiuno, siamo venuti a dovuto? Ma no, E i figli miei non hanno sofferto la fame. Noi, quando voi tenivo il posto, mangiavamo scorze e pasiello voluto con una pizza che sale. Va bene, donna Dove Amalia. pumarole è senza Per grado. carità, donna Amalia, non gridate, non è proprio il caso, vi prego. È senza grado. Donna Amalia, donna Amalia. Non mi dispiace, ma io questo mi trovo. Va bene. E i 2 quartini vostri a casa dove state voi. Pigliatemi 50.000 lire a mano all'avvocato e se volete rimanere in casa che fa ricordo quando voi mangiavate e noi stavamo di uno palato mensile e se no me ne andate che ci fate più piacere. E voi che volete qua, camminate. E mai da venire, che fa? Ha cominciato a scullare, Donna Amalia, non mi adirate, va bene. Cercherò di trovare, lasceremo la casa, va bene. Domani mattina andrò a parlare con l'avvocato e saneremo la questione. Fatto bene. Buongiorno, buongiorno. Non spero che la capite una volta per sé. No, così. Dunque, siete andati a bassa agli orifici. Ho fatto un cambio con quelle 2 pietre che comprammo 6 mesi fa. Ci ha dato 400.000 lire di rimessa e mi ha fatto da queste 2 qua. Ma queste mo valgono giuste 3 milioni e mezzo. So belle. Senza difetto e di colore bianchissimo. Sto sempre con una preoccupazione. Dunque queste 2 pietre qua sono le mie. La ripartizione è già fatta. Giacché voi trovate tanta difficoltà a unire il mio al vostro. Sentite, siete belli. Voi sapete se io vi stimo e se ci ho o non ci ho una simpatia per voi. Anzi, io sento un trasporto così reciproco che alle volte mi sento vicino a voi, che mi guardate con gli occhi talmente assanguati, che mi pigliasse a schiaffi io stessa, talmente che desiderasse che la fantasia fosse realtà. La società che ci abbiamo, io a Cattaneo e Veneno e voi coi Cavion, ci ha fatto guadagnare bene e ringraziamo il Dio, perché dobbiamo commettere il malamento. Io tengo una figlia grossa, è Gennarino. Ma don Gennaro oramai è più di 1 anno che non ne avete avuto notizie. Adesso non per fare l'uccello di cattivo augurio, ma vi pare che se era vivo non trovava un mezzo qualunque per farvi sapere dove stava? Con tanto bombardamento che ci sono state, una bomba, una palla di scagna. Per me dico che don Gennaro è morto. Che stava, dite? È indirizzata a Gennarino. È arrivata 3 giorni fa. Io l'ho già aperta per avere qualche notizia. È venuta che tutto sto tempo è stata insieme con essa. O m'hanno a salutare e le dà notizie sue. Sopra il bollo non si è potuto capire da dove viene. Certamente Gennarino aveva dato l'indirizzo in Napoli a questo tale. A Dovaca. A chi domando? Vivo e vivo. Non fa sapere niente e segna che non ha potuto. Ma da un giorno all'altro, o tengo innanzi all'occhio, Gennarino sta qua. Certo che per voi sarà un piacere. Un piacere e un dispiacere.
Che certamente voi ho sapito chi l'ha cominciato a domandare, ma che questo commercio, che questo si può fare, che no. Insomma, mi attacca le braccia che non posso manovrare liberamente. Già. O pericolo, stammi attento. Non per altre ragioni. Per tutte queste ragioni che vi ho detto. E per me no, io vedo. Per me no. È pure per te. Un caffè, sospesa la vendita, un passa presto. Come sospesa? Ah, una licenza, va all'angolo. Andate all'angolo. No, volevo un caffè. Certo che vuoi. Mi sono dimenticato i fiammiferi in Davinello. E vado e piglia. E che mi fa cappiglia a fare? Vado e piglia. Sì, dite bene, possono sempre servire i fiammiferi. Ma mi fa cappiglia. Don Henry dice che mi dovete parlare, è vero? Voglio, io sono nato in mezzo a via e conosco la vita meglio di te. Che significa questo discorso? Significa che ad un certo punto devi chiudere il libro e a sta a sentire a chi vede e sente e capisce. Tu stai pigliando una brutta strada. Ma qua strada, Don Henry? Tu l'amicizia di Peppe Ucric li hai lasciati. Tu sei giovane e puoi commettere qualche leggerezza che ti può costare la libertà. Sai perché lo chiamano Peppe Ucric? No, perché? Lo sai, Perché quando ha puntato una macchina, la notte gira e quando è il momento opportuno si mette sotto la balestra e l'alza con una spalla. E tu sfilaro da sotto. Io? Ma anche capite, Oh no, Henry, ma chi sta in sbaglio? E mo te lo spiego meglio, capi? Mi prego, Henry. Uè, sei tornata a Ambrose? E che t'ha detto lo sposo? Lo sposo è partito e non torna più. E a te che te ne importa? Te ne trovo un altro. Vuoi trovare chi mi pare e piace, avete capito? Ma vecchio, voi fatevi i fatti vostri. Povera Annedia, che le ci avevo messo proprio pensiero. O viaggio, l'America. Che poi l'America veniva giusto a parte tua. La parte mia è venuta per disgrazia. E io non ci avevo messo solo pensiero. Ma il cuore ci avevo messo. E voi dovevate avere un po' con gli occhi aperti addosso a me. E ma è inutile che ha strillato, tanto non c'è più rimedio. Non c'è più rimedio? No. Ma parla, che hai fatto? Lo dovevate vedere prima, quando io la sera uscivo con le compagne mie. Invece vi fa piacere così potevate fare il comodo vostro, vi dovevate stare attenti. Invece di pensare agli affari, ai denari, pensavo a me. E tu puoi dire che non ho pensato a te? Oh. Io mi sono fatta uccidere per la casa, per i figli. Voi, e tenevo poco tempo a pensare a me. E a 7 bellezze che ci pensavi io? Guardate, e mo te lo spiego un'altra volta. 7 bellezze e io teniamo una società di accattare e vendere. E so fare che non ti riguardano. E me la già vedete, hai capito? Ma tu parla. Fattasci lo spirito. Quando? A dove? Qua. Ca. Lo faceva trasiccare. Quando voi la sera andavate a fare passeggiate e ce l'hai con queste bellezze. Ca. Vieni a casa mia. Schifosa. E non ti metto a scuola, mo dicelo in faccia. E parla a me. Ma tu non si tegni manche ma non ha. Ma io ti scappese sotto i piedi miei. Io ti faccio addimantare la vita. E chiamate pure a 7 bellezze. Dici d'Angelica, ma onesta a battere purezza. Tanto che sto dritto voi ce l'avete già rata. Ma la femmina. Si una mala femmina. Quella che siete voi. Ma io taccire, capite? Taccire. Ah, fate Scusate signora. Caro, non ce n'è a casa vostra, trasita. La verità, la moglie vostra, la verità. Ma scusi, ma... no. Oh.
Un secolo, amore, un secolo. Vabbè, e mo trase, aspetta, a riposo, ti racconto, ma dove sta? Non so stato, ma tu racconta così, non bastano gli anni sani per raccontare tutto quello che è successo, tutto quello che è passato. Le montagne di carte ci vorrebbero per scrivere tutto quello che ho visto in questi 14-15 mesi che siamo stati lontani. Sta qua, qua, in dall'occhio, in capo. Non so se oggi a cominciare, mi pare che mi sono dimenticato qualunque cosa. A casa mia, o vicolo, gli amici, insomma, mi sento talmente... Piano piano. Parlamene pure, va. Amedeo, Ritucci. Ritucci sta poco bene. Ecco te. Non ho poche febbre, ma è roba di creatura così niente. Figlia mia, sta dentro. Sì. Così fa. Povero Roncellare, come sei sciupato, Dio. Oh no, ma ci vediamo più tardi. Sì, grazie. Ah, Maronna, mettici la mano tu. Pure a te. Riesci a casa. È tornato papà. E non ti fa vedere così combinato. E non lo riceve niente. Se no, a più povero me la viene una cosa. Via. Lei dice che è tornato papà, io vedo. No, è una febbre forte, non mi piace come respiri. Papà! Mi piace. Io non ho Papà! Ma che sta papà? Mia bella, è bravo. Papà, ma dimmi una cosa, ma Rosi è stato fino a mo'? A Rosso stato, la parola. Sediamoci. A Rosso stato, dai. Come ci dici? Si pare un sonno, guardate qua, e figlio mio. E dunque, quando venne l'ordine di evacuazione per via la fascia costiera, ti ricordi, 300 metri che si doveva sgombrare, lasciate dei manifesti, in un'ora e mezza sgombrate, che tutti quanti correvano, lasciavano le case e se ne andavano in collina. Io mi trovavo a Parto Reclusori, tornava a Fretta Maggiore, era stato là a comprare 10 kg di mele e 4 kg di pane, ti ricordi che certo facciamo un poco di provvisto, non si sa cosa succede. 14 km con 14 kg in coppia di spalle, non ti dico una fatica. Basta, per me si è risparsa la voce che ci doveva essere il bombardamento dal mare. Scappate, bombardano la mare, sentite sulle corazzate americane. Ricovero. O ricovero. Io pensavo a te, pensavo ai miei figli. Dicevo, bombardate come volete voi, la mare, la cielo, la terra, la sottoterra, ma io arrivo a casa e mi mettete a correre, sempre che 14 kg sopra le spalle e chi è la sala. Per me la via ma era l'inferno, si sparava da tutte le parti, ma era la pioggia, insomma la coppia di balcone, dai terrazzi, da sotto le fognature. Mi sa che la muina di sparatori, gente che correva, che scappava, insomma, morta in terra, ferito, non ti dico. Io avevo una spinta. E carettino, o pane e mio, sbattette con la capandella. Mi ricordo solamente questa mano piena di sangue. E a sentendo sempre sparare per dette senza. Allora che le mele mi si mangiare. Ma quando poi cominciai a capire, è vero, cominciava che mi tornava il sentimento, ma io mi sentivo stretto, mi sentivo soffocato e sentivo voce di gente che strillava, che piangeva, che gridava. Io mi volevo muovere ma non potevo. In gamba capiva che ce l'aveva, ma non me le sentiva e diceva, ma che è successo? Forse sto sotto le macerie di un ricovero con altra gente addosso, sarà crollata tutta, insomma, capisci? Un rumore di treno che si avvicinava, lo sentiva lontano e poi più forte. E sto ricovero correvo. E allora io gli ho detto l'occhio per sentire meglio, dico, ma che ricovero? Questo deve essere treno. E io sentivo un rumore di ruote. Un po' che luce che traseva, asceva, era treno, ma a un certo punto, sai, lo silenzio.
Un silenzio, per quanto tempo e poi chi lo sa. Poi sempre più spazio che mi potevo muovere, sempre più aria che potevo respirare, più luce, gente che scendeva dal treno e appresso allora scese pure io. Dove stava, a quale paese, e chi lo sa. Ma medicare una ferita in un'infermeria da campo. E dopo un paio di giorni poi un sergente tedesco voleva sapere a me che mestiere sapeva fare. Io non ci dico con una paura, pensai subito. Dico, qua se dico che faccio il trambiere, chissà, immediatamente dice, qua tram non ce ne sono, voi siete inutili, para. Sì, e quelli non ci pensano due volte. Dico, no, per carità, io a lavorare sono di buona volontà, io faccio il manuale, alzo le pietre. E non ci alzate pietre, ma sotto i bombardamenti, senza mangiare, senza bere, senza poi trattato come un animale. E che te ci dici? Così se ne passarono una ventina di giorni, poi me ne scappai. Sì, assieme a certi altri compagni napoletani ci mettetemo d'accordo, dice quando stanotte ma ci ammazzano, ci stanno i sentinelle, ma meglio la morte, ma vedi che ci sparano, è meglio, non si poteva fare quella vita. E così, paese, vedete, o sopra uno staffone di treno, un coppa una carretta o a piedi, viaggi camminate a piedi qui, paese distrutto completamente, creature sbandate, fucilazione, e quanta morte. E loro e i nostri e quando ne hai visto? I morti sono tutti uguali. Ma io sono tornato cambiato, lo sai. Tu ti ricordi quando io tornai dall'altra guerra con un carattere nervoso che facevo questione con tutto quanto? Guarda, neurastenico. Ma stavolta no. Questa non è guerra, è un'altra cosa, ecco. È una cosa che non potevamo capire noi, ma gli anni 56 anni, isolamento mo mi sentommo veramente. A sta guerra a casa torna buono, che non si può fare male a nessuno. Non facciamo male, ma. Non facciamo male. Ma. E vabbè, Giannetto, no, basta. Un'altra volta paese, un'altra volta, io non mi ricordo, sì, fece amicizia una, e assieme a questo dormiva dentro una stalla abbandonata. Io la mattina andavo a lavorare come potevo e dove potevo, e alla sera tornavo dentro a questa stalla, portavo pane e frutto sulla mente, quello che potevo trovare, mangiavamo insieme. Io vedevo che questo non usciva mai, stava sempre nascosto, la notte parlava in sogno. Lasciatemi, eccoli, mi ammazzano! Ma facevo facerti paura, ma non ti dico. Ma chi era ebreo? Oh, povero! Ebreo, povero cristiano, era ebreo. Mi confessai dopo una ventina di giorni che stavamo assieme, sai, facevamo affratellati, mi trovo in queste condizioni. Oh, bello fu quando questo si era fissato che io l'avrei denunziato. Mannaggia! La mattina mi acchiappa, dice, tu mi denunzi? Ma io non ti denunzio, tu vai a vendere la mia pelle, la pelle, ma qua pelle, io voglio fare i fatti miei, voglio tornare a casa mia, non mi denunziare, non mi sia esso vista, ma un uomo anziano che ha capello bianco, ma io ho fatto per i ritratti dei figli ammogliati, insomma, sai tu vedi inginocchiati che mano a mano a piangere, ma come una creatura, ma queste sono barbarie, ma sono cattiverie che si pagano, anche siamo umani, queste che cos'è? Poi un'altra volta paese, perché venette nei bombardamenti pure là, insomma, si scappai, passai in linea senza nemmeno accorgersene, è bello che eravamo soldati per studiare in un'altra maniera, dissi, certo, sono americano, tu che dici? Io sì, sono americano. Dico, ci abbracciai, ci baciai con questo, arrivederci, io ho detto pure l'indirizzo mio. Se eri capitato a Napoli mi potete venire a trovare, che è un galantuomo. E forse sta lettera che è arrivata è a solo. Guarda, è arrivata 2 o 3 giorni fa, No, prima, è capace. Sì, 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 si è ricordato. Caro signor Gennaro, signor Gennaro, io mi chiamavo signor Gennaro, penso che finalmente è tornato fra i suoi, e voglio fargli giungere il mio saluto di grande compiacimento.
Sua moglie e i suoi figli, qualunque sia stata la loro sorta, sono convinto che si saranno rese degne di lei e della sua sofferenza. Noi parlavamo sempre di voi, parlava dei figli miei, già. La gioia di averli ritrovate, come le auguro, la compenserà di tutte le sue ansie. Io bene in salute. Insomma, papà, te l'hai passato brutto. Non ne parlavamo, è che se niente, non ti ho raccontato quello che ho visto per i paesi dove sono stato io. Vabbè, papà, ma mo stai con noi, non pensarci più. Non ci pensi più, e ci sono poi scordato. È una parola. Vabbè, papà, che è frenuto tutto cosa. No, ti sbagli, Amedeo. La guerra non è finita. Papà, che oramai stiamo qui. Sì, obbega, qua siamo qui, state tranquilli, guardate. E ci pensavo sempre, e si murevi, guardate, io non avevo visto sta bella casa rinnovata, sti mobili nuovi, guardate. Tu con sta bella veste come una gran signora, Maria Rosario questo elegante pure a me te. Aspetta mamma, ma chi sono brillanti? Sì, sono brillanti. Fammi sapere qualche cosa. Che t'ha già fa sapere, Gennarino? Cioè, mi sono poco a posto, ecco. Amedeo fatica e guadagna bene, io faccio pochi commerci. E beh, in che consiste questo commercio tuo? Stai in società con 7 bellizze. Come sì, state? Sì, si va e viene con i camion, fa trasporto. Società di trasporto. Già, mo di questi momenti, queste società vanno bene. E tu che fai, Io mi arrangio con l'automobile, quando vedi una macchina in buone condizioni, la tratta, insomma, compravendita. No, Maria Rosario va fatta a sorpresa. Si sposa una soldata americana, se ne va in America. Ma te ne vai in America tu? Falla mattina, con occhi mancanti ma con papà, E chi è stato? Guarda bella. Che non c'agnere, non davo riesci. Caretta, papà non ti fa partire, vabbè, ti fa sposare un napolitana, uno del paese tuo, non davo riesci. Salute! Ma c'è saputo da cenare? Avete visto? Sono arrivato da una mezz'ora, da poco. E dove siete stati? Non ne parliamo, un romanzo. Ho saputo che avete fatto società di trasporto con mia moglie, che gli affari vanno bene, mi voglio congratulare con voi. E che c'entra? E Donna Mali questo mi diceva pochi minuti fa. Sì. Che veniva innanzi all'occhio in un momento nato. Sì. E siete capitato bene, perché dato che stasera capita la nascita mia, Donna Mali, sapendo che sono sola, ha voluto invitarmi qua, facciamo una cosetta fra di noi. Ma così. no, le ha fatto bene, ma voi siete soli, di questi momenti tristi, è meglio riunirsi per stare insieme e scambiare una chiacchiera fra di noi, questi sono brutti momenti. Brutti momenti, per i paesi dove sono stati io si sente ancora un cannone, bombardamento, torno, che io vi giuro, sono rimasto che si sente chiudere una porta, ma si gela il sangue nelle vene, e mi sono trovato. Non ci pensate più, ma arrivano gli amici, ci spassammo un po'. Ci spassammo, ma la guerra non è finita. E avete visto Vascio rinnovato? Bello, quando è bello. Adesso capriette! Non ce l'ho! Mia sapreva, come sta? Non ce l'ho! Dicevo sempre, trovo mia sapreva, che se ne fa? Hai scansato pure tu. Ma hai scansato miracolosamente. Questo è il capretto al forno con le patate per il pranzetto che vi ho detto. Lo porta dentro, lo porta dentro. Magnifico. Bella cosa, capretto al forno con patate. Sono venuti certi momenti per i paesi dove sono stato io. Se avessimo visto un capretto come quello, ma ci saremmo scannati l'uno con l'altro. Ma che era un capretto? Ma là non si trovava, che voglio dire, una patata, ma erano le sofferenze, ma figuratevi che in mezzo a una campagna, nascosta dentro a un fossato, perché attorno cadevano granate e cannonate. Siamo stati 3 giorni e 3 notti senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua, 7 persone e 3 cadaveri sfracellati dalle schegge. Dunque, sentite, a un certo punto... E cassa pure lo devo parole alla parmigiana e volegnare! Vabbè, la parmigiana! Vai, apri posta! Vabbè, pranzo completo. Pranzone! Sentite,
A un certo punto, dopo che ci trovavamo là dentro in mezzo a questa campagna, a un certo punto si sono... Babbo Gennari, ci ho conto più tardi, mo sa da mettere la tavola. Sa da mettere la tavola, ma è una cosa breve, non è che... Ma viene gente, arrivano gli amici, non ce n'ha. Sì, e beh, dopo pranzo, dopo mangiate, ci mettiamo tutti assieme, e io vi racconto i fatti di guerra, che voi siete curiosi di sapere, allora Enrico lo sapeva. Mo allora sapete che faccio? Mi vado a lavare un po' in mano, a buttare un po' d'acqua in faccia che sono pieno di polvere, e poi parliamo, poi vi racconto i fatti di guerra. Allora l'altra guerra sarebbe stata ieri, quella, grazie. Questa guerra qua è stata una cosa che... ma quella è una cosa più l'altra guerra. Mamma, io ho pensato che dato che si sta facendo ora, sono venuta a dare una mano. Fatto buono, Che mo si capisce la capa, dove sta? Sta da mettere la tavola. Ti da me, non vedi chi è. Pure che sono fatta. Ti si sta a preparare. Fammi sono bello vestito nuovo. Quello mo che vi credete sta guadagnando un sacco di denaro pure essa. Si industria. Io non mi scambio, sto nel lutto, resto così. Oh mamma, dice che è tornata a ingennare. A me marita sì. Dice che sei molto sciupata. E che si diceva mo che sì? Mo sa come sta una male. E mo che l'ha pure 7 pelizze perché mo certamente ha finito. E che? E niente. E tu ti sembra con me, che capisci? Beh, che ciuli di fare, che le nadici, grazie. Grazie. Ma la festa non si fa più per me. Abbiamo dovuto modificare l'indirizzo. Si fa per Don Gennaro che è tornato. Come sta? Che ve ne siete fatto tutto questo tempo? Un romanzo, che volete sapere, un meglio che non parliamo di questo. Non parliamo, lasciate stare. Vedete come stiamo elegando. Ma mi dispiace solamente che io non sono presentabile e degno di voi. Questo, vedete, questo è come se fosse una gloriosa bandiera di reggimento. Si potesse parlare questo qua. Ma figuratevi che in mezzo a una campagna nascosta dentro a un fossato, perché attorno cadevano granate e cannonate. Siamo stati 3 giorni e 3 notti senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua. 7 persone e 2 cadaveri sfracellati dalle schegge che non si potevano portare fuoco, un altro ferito, sanguinante. Là è una pioggia di fuoco, come a un certo punto. Ma buon giorno, non pensate più a sti malinconie. Ma state mesi a noi che vi facciamo scordare tutte cose. Hai da mangiare e da bere, vado a ingrassare un po', perché vi siete sciupati abbastanza a me. Bravo, proprio così. Oggi no, questo è il disegno di legge. Bravo, il disegno di legge. Dunque, niente. Come niente? Presidente, io non voglio andare in galera, capite? 7 bellizze mi ha fatto un discorso, mo è tornato pure papà. Ma come? Mai come mo in operazione senza pericolo? L'ingegnere a sera lascia la macchina rindovicanera sopra ascesa. Quelle che di guardia è d'accordo con me si fa trovare attaccate con un fazzoletto vicino a bocca. Grazie, roba voi. Quanto è bella, comandante! Noi ci potremmo pure mettere a tavola. Su, ringello mio si prevede che ha cominciato a puttare. Passa qua, ma la vita è veramente un cinematografo, si cambia il quadro, si cambia la scena. Ti potevo immaginare di trovare oggi con voi ieri sera. Che se volete fare, Gennaro? E che abbiamo sofferto, ma le sofferenze sarebbero state niente, la fame, la fatica, diciamo, la sete, erano le sofferenze morali che uno veramente diceva ma come deve essere trattato come un animale. Ma figurate perché in mezzo alla campagna, nascosta dentro a un fossato, perché attorno cadevano granate e cannonate. Siamo stati 3 giorni e 3 notti senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua. 7 persone e 2 cadaveri sfracellati dalle schegge. A un certo punto, quando poi uno dice, è vero, come ti sei salvato? Ma il miracolo proprio, un fascio di luce, dico ma che è? Un camion. A proposito, oggi no, scusate, se no mi scordo. Federico, ci stanno camion che si vende, la c'è a bere di mano.
tiene pure il permesso di circolazione, se ti interessa. E come non mi interessa? Poi dopo pigliamo appuntamento per dimani, viene pure Peppo Grillo. Che bene, là ci sta il 10%, che bene. Come che bene, e quello che rimane ce lo facciamo una scampagnata. E ci portiamo pure a Don Gennaro. Dunque, così, nascosto dentro un fossato, è vero, perché attorno cadevano granate. E cannonate! Oggi andiamo, c'è un fusticato sto po' che prende. Noi ci vogliamo godere un poco di pace, pensate alla salute, adesso è finita. Adesso stai a voi, oggi no, come volete voi, ma mangiamo, non buzziamo qua. Andiamo a poca particca, sì. No. Ma scusi, io vado a fare compagnia un po' a bambini che per la febbre, ci vediamo più tardi. Oggi non è che fate, ve ne andate? Dice no, è che sta la bambina che ha la febbre forte. Ce l'ha chi? No, lascia stare, lui resta con gli amici che sono venuti. Io non tengo a aprire, a me è più stanchezza che altro. Resta tu con gli amici, è meglio, permesso. Prego. Papà, vengo per te. Angelina, pare brutto. Io capisco, voi state un po' impressionato come fossi spaventate, ma mo la vita calma. Oramai qua stiamo tranquilli, è finito tutto. No, andate per sbagliare. La guerra non è finita, non è finito niente. E cazzolina! Pronto covina! Servo io, a Donna Maria la Sardina, a Donna Maria. A prima signoria Sardina. Passate a peso, passate a peso. Io da quando feci la sorpresa in casa vostra mi sono sempre ricordato di voi con una certa simpatia. Diverse volte sono venuto pure qua durante il tempo che voi siete stato assente. Ho domandato sempre notizie vostre. Ecco perché sono venuto. Mi dispiace, io pure tengo i figli. 3 chiuve e Dio. Ma oggi sono un uomo di mondo, mi medesimo di certe situazioni, capisco quando c'è la malafede e quando invece uno come voi. Capisco, brigadiere, capisco e vi ringrazio. Quello che mi avete detto nei riguardi di mio figlio Amedeo, in un altro momento mi avrei fatto a scipazza e chissà come mi sarei regolato, ma mo che faccio? Non caccerà a casa. È mia figlia. È mia moglie. Mia moglie che non ha saputo fare la mamma. Ma nei riguardi di vostro figlio io non vi ho detto tutto. Io stasera l'ho già arrestato. Se lo merita. Sì. Sì. È diverso tempo che la squadra mia tira d'occhio a Issi e a Peppo Crick. Insomma, cose di santo ufficio. Ma insomma, fa uno e prima la sta una macchina, una mutata roccia, non la trovo più. E questo Peppo Crick poi, non so, tiene un'abilità speciale. Si mette sotto in macchina e la iso con una spalla. Come fa? Io non capisco, non lo so. Svidano prima i bolloni, sapete, e col sistema della spalla sfilano in rota sotto. E stasera devono fare un lavoretto di questo genere. Sapete, qualche informazione l'abbiamo pure noi, E si ingoccia con pupazze a già mettere in manette a Peppo Crick e a vostro figlio. E voi metteteci in manetta. L'arresto. Brigadiere, se lo trovate sul fatto, arrestatelo. Donna Maria è tornata? No, E neanche Amedeo? no. E quando verranno? Chi lo dottore sta aspettando? Beh, si è vista nessuno. Nessuno ancora, dottore. Nessuno. Ma santo Dio, ve l'ho detto. Guardate che lo stato della bambina è veramente grave. Sant'Anna, Ave Maria, grazie. È grave veramente, soprattutto perché vi siete ricordati all'ultimo momento di chiamare il dottore. Vergine Immacolata, Ave Maria. Già. Queste sono le maledette abitudini di voi altri che non saccio come campate. No, dottore, sapete che dai, che noi medici teniamo di cattivi auguri. E allora morite, non ci mettete mezzo in broglie all'ultimo momento. Malaurio. Ave Maria. Mi piace un po' di faccia. Intanto su Malaurio, sai che ti dice? Che in un momento all'altro che la povera creatura se ne va all'altro mondo. Sant'Arcangelo Gabriele, Santa Rita, Santa Rica, che le porto nome tuo. Voi inutile che convocate il paradiso sano. Questi sentimenti vi onorano, la fede è una gran bella cosa, ma a casa non porta la medicina che ho detto io, la piccinella mora. Dottor, ma mi pare che ci ho stati chiamando in culla, che l'hanno mette io. Oh, voi dite allora che avevamo ragione noi? Che siamo Malaurio. No, ma che sa, c'è uno pure dice speriamo, non è detto l'ultima parola. No, l'ultima parola è detta, e l'ho detta io, se non vi dispiace. Speriamo.
Si capisce, l'ultima a perdersi è la speranza. Ma mi avete chiamato tardi. Se si trova la medicina, con 99 probabilità su 100 la bambina si salva. Sant'Antonio a Pusille, Ave Maria, grazie a plena. Si è fatto pure tardi. Ma è difficile trovare questa medicina. Difficile. Oggi si trova tutto difficilmente. A quest'ora. Eppure che fosse giorno chiaro, qualunque medicina costa un occhio e se si trova a mercato nero. Basti, aspetta un altro poco. Abbiate pazienza, dottore, scusate. Avete capito, eh? Se si trova al mercato nero. Quando il dottore ha detto se non si trova la bambina muore, adesso vista la mamma. Se mica si a correre come stava per la casa e mo sta correndo per tutta Napoli. La trovo. E chi lo sa? Il dottore ha detto solamente a Borsa Nera la potete trovare. Mia moglie ha fatto la faccia bianca. Perché? Niente. Quelle 2 o 3 farmacie aperte non ce l'avevano. Sono stato a Forcello, Pallonetti, in Docavone, ho domandato basso per basso, niente. Dice domani, se capita. Eccomi qua. Mamma mia, ce la faccio più. Ci devo essere vicino, c'è dove c'è. Tengo i piedi che mi bruciano i piedi. Dottore, io questo ho trovato. Vedete se potete arrangiare con questo. Arrangia. Se è roba indicata. Che si serve per la rogna. E non è buono. Beh, sentite, io di fronte alla fessaggine mi attacco al nervatura. Vedete quest'altro? E che si serve per mandare il latte indietro alle partorienti. Lo vedi? E quest'altro? E questo non è adatto, Benetto Cielo, hai portato tutto roba inutile. E te l'ho scritto in coppa di pezzi di carta, Benetto Cielo. Quando non era quello che ti ho scritto io, non l'ho portato. Dottore, non vi arrabbiate. Qua non è che si può avere tutto come prima della guerra. È un po' di buona volontà anche da parte dei dottori. Vedete se potete arrangiare con questo. Voglio un modo di cacciare la parte fuori buonanotte. Hai capito? E ti natalo d'arrancio. Ma che ti credi che sto aggiustando la fontana? Si è fatta la volontà del cielo. Va, fa su tentativo, va. Guarda questo, collega mio. Si ottiene. L'indirizzo è scritto qua sopra. È lontano. 9 in 10 minuti puoi andare e venire. Uè, non portare roba inutile che ti in faccia. Va bene. Può darsi che l'ha trovata mamma. Lo porta lei. Un po' di pazienza. Papà, scusa, tu stai qua? No, io arrivo un momento alla torretta e torno. Se ne puoi fare almeno. No, è una cosa di premura, ma io torno presto. Eppure sapete che sto pensando, brigadiere? Che voi di questi momenti dovete stare sempre in movimento e in continuo esercizio delle vostre funzioni. Vai presto? No. Sì. Già, perché mezzo un broglio in una guerra, è vero, la delinquenza viene a galla, capoterratore, truffatore, circolazione con permessi irregolari, documenti falsi, E io mi ricordo sempre quello che voi mi diceste quel giorno, vi ricordate quando io facevo il morto? Voi mi diceste è sacrilegio toccare un morto, ma è più sacrilegio toccare un vivo come te, si sa. Questa gente è viva, questo popolo è vivo, allora cerca di arrangiarsi, si arrabatte, insomma, non può morire. O truffatore, si dà sa per fare, e voi dite va bene, ma truffato, ma insomma trovate un sistema, magari uno dice è simpatico. L'astuzia o il coraggio circola con un camion con i documenti falsi, eppure si può dire un uomo svelto, insomma, ha trovato un sistema, insomma, e quanta gente ha potuto sopravvivere per questi camion che hanno fatto sta borsa nera, insomma, e poi ha messo pure a rischio la pelle, perché in coppa una strada provinciale si può pigliare pure un colpo di fucile, è giusto? La prostituzione, la guerra non porta alla miseria, e la miseria non porta alla fame, e la fame che porta? Vedete, chi per miseria, chi per fame, chi per ignoranza, chi
perché ci aveva creduto veramente, ma poi passa, finisce, si capisce, la guerra si paga con tutto. Ma un mariuolo no, brigadiere. Non si diventa mariuolo per via della guerra, insomma. Ma qualunque cosa dammi colpa alla guerra. Mariuolo si nasce, secondo me. Non si può dire che un mariuolo è napoletano o è romano, diciamo, o milanese, o francese, inglese, americano, tedesco, insomma, voglio dire che un mariuolo, è vero, è mariuolo solamente. Non tiene mamma, non tiene padre, non tiene famiglia, non tiene nazionalità e non trova posto nel nostro paese, tanto è vero che prima della guerra i mariuoli per fare fortuna attraversavano il mare. Ma scusa papà, ma perché mi dice questo? No, siccome il paese nostro non porta una buona nominata, ci può fare, è una disgrazia. Appena sentono napoletano già si mettono in guardia, perché è stato sempre così. Quando succedono furti di abilità, di astuzia, in un altro paese del mondo, è vero, brigadiere, anche se inventate una barzelletta per far ridere, si dice che è vero e che si è fatta a Napoli. Insomma, è un'abitudine. Insomma, si dice quello che è vero e quello che non è vero. È vero. Per esempio, non sapete niente, a Napoli è sparito un piroscafo con tutto il carico. Ma non è vero, non può essere vero, scusate, ma chi dice questo è in malafede, ma come sparisce un piroscafo? Insomma, che ha fatto una scatoletta, sparisce. E poi, anche se è vero, mettiamo che fosse vero, allora dico io, questo mariuolo napoletano si è dovuto mettere per forza d'accordo con un altro mariuolo, che non è napoletano, sino come spariva questo piroscafo, gli avevi spiegato, si è dovuto essere, diciamo, i camion sì, il camion, ma se uno si dice che ne sono state 100, si esagera, ecco perché, è vero, tu che sei giovane, devi essere un buon esempio, così quando ti trovi e senti che parlano male del tuo paese, allora tu puoi dire con tutta coscienza, vabbè, ma ci stanno i mariuoli e la gente onesta come in tutti i paesi del mondo. Proprio così. Certo. Basta, papà, io vado. Va. Un fazzoletto lo tieni? Sì, papà. E porta tu il cappotto. Ma perché, papà? La sera comincia a fare freschetto, può darsi che fai tardi. No, ma io torno presto. Ma se ti fa piacere, mi può. È meglio. Buone cose, brigadiere, e grazie. Buonasera. E auguri per la bambina, Buonasera, don Gennaro. Ci sta vedendo? È uscito in questo momento. E quello viene a appuntamento con me.
È avviato un poco prima. A Piccerello come sta? Come vuol dire? Io nemmeno mi sento tanto bene. Non c'è nada mica, tengono dolori in testa e spalla che non mi posso manco muovere. E l'automobile? Come? Lo fa male alla spalla? Sì. Alla spalla destra? Io sì. E l'automobile? Ah, ma allora avevo capito bene. Scusate, che c'entra l'automobile? Voi forse guidate l'automobile che ha la spalla vicino al finestrino aperto? No, non è questo, no. È questione che i soldi si guadagnano, ma la fatica è assai. Assai. Io sono in società con vostro figlio, ma questa sera ce lo dico che ci dobbiamo riposare un poco. Sì, il riposo ci vuole, se no lavorate sempre. Un paio d'anni. E addirittura un paio d'anni, una cosa regolare. Sì. Vedi, don Gennaro, io me ne voglio andare in un posto isolato, dove non si vede e non si sente niente. Bravo, ma come faccio a dire? Una cosa francescana. Tranquillo. Sì, modesta, senza lusso, pure una camera, un portone. Sì, un buco, una cella. L'avete detto, una cella. Una persona fuori che si sta attenta, che ti porta un mangiare. Sempre agli stesse ore, quella vita regolare. Magari uno lo paga. No, non c'è bisogno. Potete trovare uno che lo fa disinteressatamente, per affetto. Una bella finestra con una cancellata. No, la cancellata non mi piace. Ma ci vuole. E perché ci vuole? Ci vuole, scusate. Come? Voi ve ne andate in un posto isolato, con la delinquenza che ci sta adesso, voi sapete chi vi vuole bene e chi vi vuole male. Voi dovete stare ben assicurate dentro, bella sicura, insomma. E poi queste cose francescane sono proprio belle con queste cancelle, insomma. Sapete che se ho capito bene dove volete andare voi. No, avete capito bene. E allora ci vuole. Forse pure la cancellata. No, certamente. E basta in mano avanti. Vabbè. Io avevo una pozza per sta spalla. Ma stasera ce lo dico a Medea. Ci dici, fate quest'ultimo sforzo e da stanotte comincio il riposo. I poi anche a trovare, quando state nella cella. Ieri da cancellata e poi a poco. Io vi porto le sigarette. E io vi ringrazio. E tanti, devo venire per mio figlio, vengo pure per voi. Vabbè. Buonasera. Come sta Rituccia? Ha incontrato mezzo prevede. Mi ha detto che stava lo stesso, sempre con la febbre forte. Ho domandato per quella medicina. Tengo segnale qua. Ma non mi è stato possibile trovarla. Forse domani. È stato veramente un dispiacere per tutti quanti, specialmente pensando che voi siete tornato. E Donna Malia non è che ha trascurato, ma sapete com'è? Si dice che lo so cose di creature. Come pure vi dico che non c'è da preoccuparsi soverchiamente, appunto perché il bambino può darsi che da un momento all'altro tutto si risolve in bene. E Donna Malia poi non se lo merita. È una femmina che si farebbe uccidere per la famiglia. Durante tutto questo tempo che voi non ci siete stato, abbiamo potuto vedere tutti quanti come la pensa. E se c'è sta qualcuno che vuole parlare male sul conto di Donna Malia, è una carogna, e voi non l'avete a sentire. Io vi sono amico e ve lo posso dire. Anzi, qualche volta mi sono permesso pure di fare qualche paternale a vostro figlio e l'ho fatto con tutto il cuore. Non c'eravate voi. Una femmina sola, senza nome in da casa. Certamente, sapete com'è? Mi hanno visto venire spesso e chissà che hanno potuto pensare. Ma io vi do la mia parola d'onore che Donna Malia vi ha rispettato e vi rispetta.
Voi pure stamattina mi avete trattato freddamente. Me ne sono accorto. E sono tornato apposta per parlarvi e per vedervi. Simone, no, siamo creatura. Don Gennaro, quasi ci sta uno che vi deve chiedere scusa, questo sono io. Ma nei confronti di Donna Amalia dovete essere più che convinto, più che sicuro. Siccome stanotte parto per la Calabria e quando si parte di notte non si sa mai se si arriva vivi, ecco perché ho voluto, dato il vostro atteggiamento di stamattina. Basta. Se vi posso essere utile in qualche cosa. Vi faccio tanti auguri per la bambina e... No. Di nuovo, no. Niente, non c'è nulla, niente. Ma ci ho trovato sto scatolo di pillole, ma ce lo faccio fare. Niente. Oggi ti ho mandato a tutto quanto. Tutta Napoli non si trova. Io te non nascosta in un caccia. Ma che coscienza è questa? Fa una speculazione con la medicina. La medicina che può salvare una creatura. Ma insomma, figli mi da morire. E sto tenendo nascosta per farla aumentare i prezzi. Ma non è un'infamità questa. Permesso, buonasera. Mi hanno detto che avete bisogno di una medicina per la vostra bambina. Io credo di averla. E questa? Scusate. Adesso vediamo. Dottore. Eccomi, donna. Che c'è? Un ragioniere qua abita proprio vicino a noi, dice che forse c'ha la medicina che avete chiesto voi. Fate vedere. Ah sì, è proprio questa. Io me la trovo per combinazione. 6 mesi fa ebbi la mia seconda bambina a letto proprio con questo male. Ma è stata proprio una fortuna. Date a me. No, io la vorrei consegnare alla signora Amalia. Amalia, perfetto. Ti do ragioniere che dici. Che volete? Donna Amalia, la medicina che il dottore ha prescritto per vostra figlia ce l'ho io. Eccola qua. Quanto volete? Che mi volete restituire? Tutto quello che io avevo è nelle vostre mani. Mi avete spogliato. Quel poco di proprietà, oggetti di mia moglie, ricordi di famiglia, biancheria. Con biglietti da 1000 alla mano ho dovuto chiedervi l'elemosina di un po' di riso per i miei figli. Adesso pure di vostra figlia si tratta. Ma che sta medicina? D'accordo. E giustamente voi mi dite, senza la medicina indicata si muore. Ma perché secondo voi, donna Ama, senza mangiare si campa? Se io non mi fossi tolta la camicia, i figli miei non sarebbero morti di fame? Come vedete, chi prima e chi dopo deve, a un certo punto, bussare alla porta dell'altro. Sì, capisco, no? Voi in questo momento voi mi dareste tutto quello che voglio. Ma se io, per esempio, donna Ma, se io mi volessi la sfizia di vedervi correre per tutta Napoli, come correvo io per trovare un po' di semolini quando tenevo un più piccolo malato, se io vi dicesse, donna Ma, girate, divertitevi, casa per casa, portone per portone. Ma io questo non lo faccio. Ho voluto solamente farvi capire che se a un certo punto non ci stendiamo una mano l'uno con l'altro. A voi, dottor. E speriamo che donna Amalia ha capito. Auguri per la bambina. Buonanotte. Tutto bene? Mannaggia, bubba, mannaggia. E tu, Affare non ne hai fatto tu. Di la verità, quanta milioni tieni tu? Sicuro, tenevo i milioni. No.
Io quando mi ho mangiato una pomarola mia sul pane mi sento un re. Sì, ho tentato qualche cosa, qualche affare pure io, ma ci ho dovuto rinunziare. Una volta io e Pasqualino Pittore ci comprammo 50 kg di fichi secchi. Dissi io conserviamolo, quando aumentano i prezzi li vendiamo. Non c'è nada, mi ritrovammo pieno di vermi, a brummacuta, a 2 scettere tanta firma. Io sciacquai, me li mettemmo solo ad asciugare. La metà si mangiava nei sudici e l'altra metà fecero la muffa. E poi che muffa fa, proprio ma che sto solo. E la mia moglie mi risolta un bombardamento. Una cosa mondiale, non c'è nada. Beh, stavamo sotto al ricovero come stiamo io pure adesso, vedete? Fuori cadevano le bombe, noi ci stavamo contrastando. Il sole, dai, certo, state zitto, che la gente sente, che figura mi fai fare a quello. È stato zitto, a un certo momento, cadde proprio il lato dove stava lei, sparetto, una tua giù, lo so, e lei da sotto le pietre ebbe il tempo di dire, ma che gli stacca sotto parlamma, ma fortunatamente morì subito, senza soffrire nemmeno un po'. Che bella morte che fece, non c'è una bella morte veramente. Senza soffrire. Senza soffrire, e poi gli dicevo sono solo, penso al commercio, chi muove? Lo commercio. Domani mi fanno piacere. Sì, non ce ne saprei. Hai ma mettere a posto un'altra volta che lo stanzino mio è qua, ti ricordi quando c'era la divisione? Come no? Quel legno che c'era, che ne avete fatto? L'avete distrutto, l'avete bruciato? No, quando si fece la rinnovazione lo stesso, lo mettete in da bottiglia a Raffaele, e là sta. E domani si mette un'altra volta, perché... Ci penso io. Sto tranquillo là. Giusto. Io me ne vado. State di buonanima. Guarda, passa la nottata. Deve superare la crisi. Io vengo domani mattina presto e sono sicuro che mi darete una bella notizia. Buonasera. Buonasera. Grazie. Prego. Mamma, state per buon umore. Prima il dottore era preoccupato perché la medicina non si trovava, ma mo avete visto come se ne è andate con te. No, ma noi ce ne andiamo. Per qualunque cosa che a mo, dice, buona nottata. E perché mi guarda? Ha già fatto quello che hanno fatto l'altro. Quello che hanno fatto tutto quanto, mi sono aiutata, mi sono difesa. E tu perché non parli? Da stamattina tu mi guardi e non parli. Che colpa mi può dare? Che ti hanno detto? Hai già parlato? Vuoi sentire proprio parlare? E io parlo. Mi sapete, ci facete? Fatto buono, faccio, mi rimane una dica, se ci riparola... Buonanotte. E ricordo dall'imbasciato. Quando a domani. A primo. Quando Ma io non so perché, ma quella creatura che sta in quella camera mi fa pensare al paese nostro. Io sono tornato e mi credevi trovare la famiglia mia o distrutta o a posto onestamente, ma perché? Perché io tornavo dalla guerra, dai paesi dove c'era stata la guerra, dove si bombardava. Invece qua nessuno ne vuole sentire parlare. Quando io tornai all'altra guerra, ti ricordi, ma chi mi chiamava a casa? Chi mi chiamava là, volevano sapere i fatterelli, gli atti eroici. Tant'è vero che quando io non sapevo più che dire, perché io avevo esaurito i racconti, mi ricordo che io dicevo bugie, io raccontavo pure cose che non erano successe, o che magari erano successe ad altri soldati, compagni miei, perché era troppa gente che voleva sapere. Il soldato italiano, fatelo sapere, fatelo racconta, che è successo? I guaglioni, i bambini, oh soldato, vive il soldato italiano, insomma a morire, cosa. Ma mo perché non ne vogliono sentire parlare? Prima di tutto perché la guerra non l'hai voluto tu. E poi perché i biglietti di 1000 lire fanno perdere la casa. Tu l'hai cominciato a vedere poco per volta, hai capito? Poi più assai, poi 100.000, poi 1 milione, e 1 milione. Non hai capito niente più. Guarda, ma guarda. Vieni qua, guarda.
Questo ti hanno fatto impressione perché tu l'hai vista poca volta e non hai avuto il tempo di capire che capisci io, che sono tornato e le ho viste tutte assieme. A me vedendo tutta questa quantità di biglietti di 1000 lire, ma fa meraviglia, mi pare uno scherzo, mi pare un gioco, ma come tutti sti milioni, i biglietti di 1000 lire in casa mia. Guarda, io tocco e non mi sbatto il cuore. E il cuore è da sbattere quando si toccano i carte di 1000 lire, se no non è una cosa seria. E che c'è ridere? Se restavo qua, vabbè, probabilmente perdeva la capa pure io. A mia figlia. E ieri sera vicino al letto della sorella mi ha confidato tutto. Che faccio? Ma la piglio per un braccio, la metto in mezzo alla strada e le dico va a fare la mala femmina. A te, che non ne saputo fare la mamma, che faccio? Ma faccio la tragedia. Tacì, E non basta la tragedia che sta correndo per tutto il mondo. Non abbasta un lutto da portarmi in faccia tutto quanto. E Amedeo che fu mariuolo. Tu mi hai capito, ma oi? E io ho già capito che già sta qua. Più la famiglia si sta perdendo, più il padre di famiglia ha da pigliare la responsabilità. E se ognuno potesse guardare in quella camera, ognuno si metterebbe la mano sulla coscienza. Mo sa da aspettare, ma mo hai mai aspettato. Come ha detto il dottore, deve passare la nottata. Che è successo? Che è successo? La guerra, ma... Ecco ne sacci. Che è successo? Maria, abba pazienza. Portami un po' di caffè, una mezza tazzina da bocca amara, La mattina asceva a fare poche spese. Amedeo accompagnava di tutti a scuola e va a faticare. Io tornavo a casa e cucinavo. La sera ci mettevamo tutto quanto attorno alla tavola e prima di mangiare facevamo la croce. Che è successo? Che è successo? Come sta Riducci? Si è trovata la medicina, vedi? Il dottore ha fatto quello che doveva fare, mo ha da passare la nottata, E tu che hai fatto? Non si chiude all'appuntamento, No, ci pensate che Riducci stava così e me ne sono tornato. Pareva brutto. Era brutto. A me non bacio. Va, vado a mettere vicino alla piccinetta che te ne ha febbre, poi fai compagnia. Sì, papà. Se domani riduci sta meglio, da compagnia stessa alla compagnia o gas e ripigli i servizi. Sì, papà. Bravo. Io devo sul caffè, mo sa da aspettare, mo dobbiamo aspettare. Ha da passare la nottata.